Gaia, guardando i primi due episodi ho avvertito che per me perlomeno forse Denise è quella che porta sul cuore il peso più grande, il senso di angoscia, la consapevolezza di sapere quello che è accaduto a sua madre e per un periodo non poter fare niente per combattere questa figura paterna che l'ha imprigionata. Hai sentito una certa responsabilità nel mettere in scena questa storia, perché Denise rappresenta ovviamente una storia vera, ma rappresenta anche la storia di tanti altri figli. Sì, ho sentito una grande responsabilità perché Denise esiste e ha un vissuto molto intenso e molto pesante. Io ho provato a interpretare una Denise combattiva, una Denise senza paura, oppure sì, magari con la paura ma che non la limita, perché lei non si arrende, si ritrova sola come magari tante persone, tanti ragazzi e questo insomma le dà modo di combattere, di non arrendersi mai, di andare contro il padre, contro l'intera famiglia, contro l''ndrangheta, per far luce sulla verità, per dare giustizia alla madre. Michela, Lea Garofalo ha avuto il coraggio di denunciare, però poi a un certo punto è stata lasciata sola, mi viene proprio detto, no? Una testimone scartata. Io conoscevo la sua storia ma ho provato un senso di rabbia nel rivederla. Credi che certe volte queste donne non denunciano perché sono scoraggiate, perché sono rassegnate da una mancanza dall'altra parte di un sistema che non sempre è all'altezza della situazione? Non è semplice, nel senso che poi lei ha avuto un percorso difficile perché un paio di volte si è demoralizzata, ecco. Poi comunque fu aggredita in carcere dal compagno quando gli disse: guarda, io vado via da casa, lascio casa, vado via con Denise. Quindi ha avuto un percorso altalenante per tanti motivi, una serie di motivi, cioè vivere in questo contesto c'è delle onde di fragilità, poi di paura, poi dopo riparti alla carica e lei, diciamo che alla fine è riuscita in qualche modo ad aiutare questa figlia, questa ragazza, ok, rischiando ovviamente la pelle però c'è riuscita, nel senso che poi la figlia ha avuto il coraggio di testimoniare e andare contro suo padre, quindi comunque se lei delle cose in qualche modo le aveva perse, poi le ha rintercettate con una connessione sua figlia. C'è una grande unione tra le due, tra madre e figlia in questo caso. Valentina, Simone, i vostri personaggi raccontano una realtà ancora ben radicata e forse questa è la cosa che perlomeno a me ha scosso di più, perché non bisogna andare in Afghanistan, non bisogna andare in Iran, a pochi chilometri di distanza da dove mi trovo io adesso quello che succede è incredibile. Ancora prima che da attrici, da donne, avere avuto modo di entrare in questo mondo vi ha fatto riflettere su questo doppio binario parallelo, perché oggi noi parliamo di emancipazione, di libertà, di femminismo, ma c'è una parte di donne che tutte queste parole non sa neanche cosa significano. Oppure hanno una visione distorta o diversa da quella che è la nostra, insomma. Perché io non credo che queste donne, prendiamo Giusy per esempio, parlo della Giusy della serie, io non credo che lei si sentisse da principio una povera donna cioè lei anzi è una donna privilegiata, di grande privilegio, di grande potere anche, ha una condizione di privilegio all'interno di quell'ambiente, per cui cioè capire che quello non è privilegio ma è effettivamente il contrario non è immediato, non è neanche scontato, ed è per quello secondo me che capita così poco, perché non sono tutte picchiate, malmenate, voglio dire, c'è tutto un contesto in cui la donna ha un ruolo importantissimo all'interno del sistema 'ndranghetista, mafioso 'ndranghetista. Non dobbiamo immaginarci le donne mafiose tutte nell'angolino a cucinare il brodo, perché anzi prendono enormi decisioni, tante volte sono le donne che gestiscono, insomma, che prendono enormi decisioni, per cui
no, non so se ti ho risposto. in realtà. In un certo senso sì, però appunto in realtà poi anche se prendono delle decisioni sono sempre comunque devono sempre sottostare a un volere maschile, Sì, non sì, c'è una ma- libertà. Sì, no, ma che in realtà sono dentro di loro queste forme di sottomissione, forse questo lei intendeva dire, cioè che il percorso Ma è uguale per l'uomo, cioè mi viene Sì, da pensare sì. che è uguale per l'uomo, nel senso che pure l'uomo è vittima di Sì, abbiamo- un circolo di violenza. abbiamo introiettato, Cioè, sì, capito un cosa ti voglio sistema. dire? Cioè, non vorrei neanche che fosse la narrazione dell'uomo cattivo e la donna buona, però No. perché è un sistema culturale Tra- che sta in piedi grazie agli uomini e grazie alle donne. Sì, infatti prima parlavamo di alcuni personaggi femminili, per esempio, senza spoilerare, nella seconda puntata, la madre di Giuseppina che a tavola, dopo un episodio di violenza del padre verso dice davanti ai bambini la mamma si sente importante, quindi sono le donne stesse all'interno del sistema che contribuiscono alla conservazione di quel Sì, di sistema. un sistema valoriale che è alternativo, diciamo, al nostro. Vi ringrazio moltissimo per il vostro tempo. Grazie a te. Complimenti. Grazie. Grazie mille. Arrivederci. Ciao, buon lavoro, grazie.